Si svolge, nel suggestivo scenario della Cattedrale di Sale di Realmonte, la staffetta internazionale della pace, che vede al centro dell'evento la Fiaccola della Pace. Momento portato avanti dall'organizzazione Peace Run, diretta da Alfredo De Joanen. Avvenimento molto sentito e pienamente accolto dal sindaco realmontino Calogero Zicari. La manifestazione, sinonimo di pace, è stata arricchita dall'esibizione del gruppo Oneness Dream. Ho avuto il piacere oggi di scendere qua nella miniera di Realmonte e l'Italcali insieme agli organizzatori di Peace Run con la Fiaccola della Pace. Siamo scesi insieme a tutti questi ragazzi e questi podisti che scendevano qua sotto la miniera insieme all'arcivescovo Montenegro. E questa fiaccola che è stata tenuta da illustri personaggi e anche da Papa Francesco mi ha emozionato veramente molto. C'è stato già un primo intervento del cardinale Montenegro sul tema della pace e poi ci sono stati altri interventi. In ultimo adesso il coro sempre dell'organizzazione che si sta, come sentite, esibendo. Dicevo, mi hanno dato l'opportunità di parlare e dicevo che il territorio di Realmonte è bello dentro e bello fuori, nel senso che abbiamo delle particolarità naturali che riguardano il mare, la costa, la Scala dei Turchi, ma anche all'interno della miniera di Realmonte dove siamo adesso, in particolare la cattedrale che è stata scolpita da alcuni minatori. Il tema della pace è un tema particolarmente importante e tra l'altro molto sentito sempre ovviamente, ma specialmente adesso che è il periodo di Natale. Io dicevo che per queste festività natalizie abbiamo organizzato insieme alla parrocchia, alle associazioni locali, alla scuola e al preside tutta una serie di manifestazioni con il tema del Natale e quindi della pace, che deve essere soprattutto dentro di noi. Abbiamo cercato di inculcare presso i ragazzi e le scuole e tutti i cittadini di Realmonte questo tema forte e importante. Tra le cose che abbiamo fatto, tra l'altro, anche un torneo di calcio, un triangolare con l'associazione Aquarinto che ospita in questo momento a Realmonte circa ragazzi di colore. Abbiamo fatto un incontro e una bellissima mattinata passata al campo di calcetto di Rossello, dove c'è stata anche la messa celebrata da Don Pino Agozzino.